Si svolgerà venerdì pomeriggio, l'11 ottobre, agli impianti sportivi di Tezze Capoluogo, il funerale di Sammy Basso, il biologo scomparso improvvisamente sabato sera. Era il più longevo al mondo malato di progeria, avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1° dicembre. Alla ricerca per contrastare e curare la patologia aveva dedicato tutta la sua vita, proprio dall'Ateneo Patavino dove Sammy Basso si è laureato e specializzato in biologia molecolare. È la rettrice Daniela Mapelli che ha inviato un toccante messaggio in suo ricordo. Ragazzo gentilissimo, dotato di una smisurata energia e voglia di vivere, ha scritto, determinato nel perseguire i suoi obiettivi. Lo ricordiamo non solo come perfetto studente, ma anche come ottimo insegnante. E anche dal liceo scientifico Jacopo da Ponte, che Sammy aveva frequentato, dal dirigente arrivano parole colme di commozione. La sensazione di sgomento, di dolore è ancora davvero forte. Tanti qui che lo hanno conosciuto, i docenti, sono ancora molto, molto scossi, però al tempo stesso, oltre ad un evento così doloroso, stanno riportando alla luce tutti i ricordi bellissimi, stupendi della presenza di Sammy in istituto, prima come studente e successivamente, data la sua grandissima capacità di testimonianza, la sua competenza che ormai è raggiunta a livelli accademici importanti, era un ospite gradito di lezioni, di assemblee studentesche e di fatto era come se fosse costantemente impegnato al da ponte, cioè fosse una presenza, una componente della scuola, ed è così che appunto ci piace ricordarlo. Ed è proprio il preside che ha voluto omaggiare Sammy leggendo un passo del suo libro che racchiude tutto il suo modo di essere e vivere. Se avessimo il coraggio di scavalcare i muri delle nostre piccole paure, tanti rapporti apparentemente impossibili si risolverebbero con un sorriso e una stretta di mano, anche perché le diversità arricchiscono e vanno incoraggiate.